No, noi ci stiamo, o meglio, l'azienda sanitaria si sta muovendo rispetto alle norme nazionali, che prevedono ovviamente dei parametri molto specifici. Quello che posso dirvi è che probabilmente comunque ci sarà una proroga di 6 mesi. E dopo vediamo però all'interno di una norma all'interno di una normativa che prevede determinati requisiti. Sono queste le parole del presidente della regione Massimiliano Fedriga in merito alla chiusura dell'RSA di Roveredo in Piano, programmata per il 31 luglio. Una decisione arrivata dal direttore generale dell'ASFO Giuseppe Tonutti e comunicata all'amministrazione comunale nel pomeriggio del 24 giugno. Oggi intanto a Pordenone si è tenuta una manifestazione pubblica alla quale hanno preso parte cittadini, operatori sanitari e rappresentanti del territorio. Non sono mancate critiche, in particolare verso il direttore Tonutti e la giunta Fedriga, accusati di non aver ascoltato le richieste locali. Durante la manifestazione i partecipanti hanno chiesto un intervento immediato per salvare la RSA di Roveredo in Piano e scongiurare la chiusura, temendo che la struttura venga riconvertita in un centro di neuropsichiatria infantile trasferito da Pordenone. La notizia mi ha proprio sconvolto perché ho avuto modo di vivere lì per 3 settimane e la struttura mi ha fatto ritornare a vivere. Dopo l'isolamento in ospedale per via di un'amputazione legato al letto, perché comunque stai male, non ti riesci a muovere, respirare l'aria di Roveredo in quel posto meraviglioso, una struttura così efficiente, con un reparto, un'equipe veramente affiatata, arrivare alla notizia che la chiuderanno così senza un motivo, comunque senza dare il tempo agli operatori di gestire, di riorganizzarsi, mi è sembrato veramente una cosa orribile. Io sono un ex operaio e è una cosa che ti aspetti di più da una ditta, da una fabbrica che privatamente sposta così per risparmiare. Mi è sembrato veramente un'assurdità. Il fatto che sia fuori mano per un servizio riabilitativo è positivo, perché ti dà un'ambientazione completamente diversa. Cioè, uscire fuori quando hai finito di far palestra, che sei energetico, ti senti vivo e quindi star fuori in un ambiente bellissimo aiuta tanto il morale e quello fa tanto per la guarigione.